I vaccini non sono sufficienti per una profilassi di massa in tempi brevi. A son di 50.000 dosi alla settimana, il piano di sanità pubblica del Veneto può garantire la vaccinazione alle categorie a rischio, ma non c'è tempo e la Regione ha deciso di esplorare la possibilità che si possano acquistare i vaccini da destinare alle imprese private, creando così dei settori economici Covid-free. È un'ipotesi, al momento non c'è nulla di concreto, ma è evidente che esiste un mercato parallelo a quello delle forniture dell'Unione Europea. I vaccini disponibili sono quelli autorizzati EMA, il Pfizer, il Moderna e l'AstraZeneca, quest'ultimo destinato solo agli under 55. Con alcune io ho parlato, non ci danno i vaccini, però è pur vero che insomma c'è anche qualche notizia di chi dice che si potrebbero trovare sul mercato. Quindi stiamo tentando di capire se si riesce a fare nella legalità, nel rispetto delle leggi, perché qui in questo paese quando fai qualcosa di questo genere c'è sempre la provvigione, la tangente, queste robe. Stiamo semplicemente cercando di capire, ne parlavamo anche prima con l'assessore, guardate, era l'argomento di questa mattina per dircela tutta, e col dottor Flor, proprio per parlare, per cercare di capire se avessimo un varco per avere un po' di vaccini. E come se li compra la Germania non capisco perché qualcun altro non riesca a comprarseli. Noi siamo assolutamente coerenti con la strategia nazionale, questo va chiarito. Ovvio è che se mi dicono che quelli sono i vaccini e loro non riescono a trovarne altri, se domani mattina vi faccio un esempio come è accaduto con le mascherine, mi suona il campanello un imprenditore, vi ricordate allora Franceschi, mi dice te ne regalo 13 milioni, devo dire di no perché faccio parte Cava Donato non si guarda in bocca, allora potrebbe essere che magari qualcuno decide di donarli o ci dice c'è la possibilità di comprarne. A quel punto io ho anche una responsabilità di dire di sì o anche di no. Perché vediamo l'altro scenario, rinunci a un acquisto, qualcuno potrebbe dire avevi la possibilità di dare salute e non l'hai erogata. Siamo in Italia, E quindi cosa vuol dire? Che ogni roba che fai non va bene.